Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Tornano le cartoline indirizzate ai boss scarcerati, gli adesivi anti-racket sono comparsi a Sferracavallo e a Tommaso Natale, quartieri dove si sono verificate gravi intimidazioni. E si torna a sparare a Catania, nella notte esplosi almeno 7 colpi contro il portone di uno stabile nel quartiere Cibali. Ci davano sedativi, la denuncia dei migranti del centro di permanenza e rimpatrio di Milo a Trapani. I medicinali somministrati anche la sera della rivolta in cui venne devastata la struttura. Arrestato il rapinatore seriale di B&B nel centro storico di Catania. Manometteva il tastierino per l'accesso nelle strutture, rubava valigie ed effetti personali dei turisti. Non basta più indignarsi a 3 mesi dalla tragedia di via Marturano a Palermo in cui persero la vita 2 operai, parlano i familiari delle vittime sul lavoro. Con una storia ispirata all'universo Marvel, gli studenti del liceo Boggiolera di Catania conquistano il titolo mondiale di robotica in Corea del Sud, dove l'intelligenza artificiale è di casa. Carlo Verdone, 4 serate da Cireale, ironia sotto le stelle, la Sicilia è una terra meravigliosa e di grandi artisti, ha detto. Calcio presentato il neotecnico del Catania Emilio Longo. L'idea è avere una squadra che possa dominare gli avversari. Il centrocampista romeno Mihai è il primo acquisto. Tornano le cartoline indirizzate ai boss scarcerati. Questa volta i messaggi anti-racket sono stati affissi nei quartieri Sferracavallo e Tommaso Natale, dove si sono verificate nei giorni scorsi gravi intimidazioni. Maglio Viola. Ai boss condannati per mafia e scarcerati, bentornati. Ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia, se proverete a chiedere il pizzo, noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere. Il messaggio è chiaro e senza fronzoli. Arriva anche nel quartiere Tommaso Natale e nella borgata di Sferracavallo. Nuove cartoline con messaggi indirizzati proprio ai boss scarcerati sono infatti apparse nei quartieri teatro degli ultimi episodi intimidatori. Si tratta della duplicazione di un'iniziativa già vista qualche giorno fa nei quartieri Uditore, Passo di Rigano e Acquasanta. Oggi i medesimi adesivi sono comparsi dove nelle settimane scorse si sono verificati gravi episodi di intimidazioni a imprenditori e commercianti e danneggiamenti. Presi di mira dal racket del pizzo, la pizzeria Ulisse e il ristorante Brigantino, mentre decine di altri hanno ricevuto minacce e richieste estorsive senza però danni fino ad ora. Restano ancora anonimi gli autori dell'iniziativa, che non sarebbe da ricondurre a nessuna delle associazioni anti-racket già note, compresa Dio Pizzo, che nacque proprio da una campagna simile ormai anni or sono. E si spara ancora a Catania. La notte scorsa sono stati esplosi almeno 7 colpi contro il portone di uno stabile al quartiere Cibali. Roberta Lunghi. Ancora spari a Catania, questa volta nel quartiere Cibali, dove poco prima della mezzanotte di ieri sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco in via Ammiraglio Toscano. Gli agenti delle volanti della questura hanno trovato sull'asfalto 7 bossoli. I rilievi della polizia scientifica hanno poi accertato diversi fori sul portone di uno stabile vicino, proprio compatibili con i proiettili esplosi. Un nuovo episodio che si aggiunge alla lunga scia di sparatorie che interessa il capoluogo etneo. Solo nell'ultima settimana è il 3° caso registrato, dopo quello avvenuto nel quartiere San Leone. Dall'inizio dell'anno sono oltre 20 gli episodi con arma da fuoco segnalati in città. Tra i più gravi, il ferimento di 3 giovani in piazza Beppe Montana. La squadra mobile ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare gli autori. Imbottiti di sedativi per farli dormire, la denuncia di alcuni dei migranti trattenuti nel centro di permanenza e rimpatrio di Milo a Trapani. Sentiamo Laura Spanò. Le indagini sulla rivolta dell'8 settembre dello scorso anno all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Milo a Trapani hanno consegnato una verità drammatica e sulla quale è massima l'attenzione di procura e investigatori. Nel corso di quella rivolta vennero distrutte dai migranti diversi impianti del CPR. Le forze dell'ordine sequestrarono anche una spranga di ferro. Un giovane migrante tunisino indagato in concorso con altri del reato di danneggiamento, sentito a verbale dagli investigatori della squadra mobile, ha riferito che a lui,
come ad altri quella sera, era stato somministrato da un infermiere in servizio nella struttura un farmaco. Quella sera, ha detto, avevo assunto 4 pillole di Lyrica 300 mg, nessun medico però me le aveva prescritte. L'effetto desiderato era quello di mettere a dormire il migrante e stessa cosa fu fatta da altri ospiti della struttura. Il sovradosaggio invece provocò gravi alterazioni e probabilmente alla stessa rivolta. Il migrante ha raccontato agli investigatori di essersi ritrovato in uno stato confusionale, di aver ricevuto una spranga di ferro da un suo compagno di stanza che lo incitava a partecipare a distruggere quello che c'era attorno a loro. Io ero confuso e alterato dal medicinale che avevo preso e per i successivi 3 giorni sono rimasto a lungo in stato confusionale e a dormire. Quella che emerge dall'indagine dunque è l'altra faccia di come viene gestito il trattenimento dei migranti di Trapani, imbottiti di medicinali per provocare sonnolenza, che inducono torpore ma che possono causare eccitazioni nervose e gravi momenti di alterazione. La Lyrica viene prescritta dai medici per curare neuropatia e epilessia, già con le dosi normali induce a stati di sonnolenza, ma un sovradosaggio è causa di stati di grave alterazione psicofisica. Incidente in mare al largo di Filicudi nelle Isole Eolie. Un catamarano con 5 turisti a bordo, tra cui un ragazzo, si è scontrato con il peschereccio San Nicola della marineria di Lipari. Nell'impatto il peschereccio è semiaffondato, mentre il catamarano ha riportato lievi danni. I primi soccorsi sono stati prestati da altri pescatori delle isole che erano presenti nella zona. Solo un componente dell'equipaggio del catamarano è stato trasferito all'ospedale di Lipari per accertamenti. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi. E continuano le ricerche di Anselmo Perna, il pensionato di 59 anni di cui non si hanno più notizie da mercoledì, quando si è allontanato dalla spiaggia a bordo di una piccola canoa senza fare più ritorno. Forze dell'ordine e associazioni di volontariato continuano a battere senza sosta il litorale, sia via mare che dall'alto, nella speranza di individuare qualsiasi traccia utile. Perna, dopo aver lavorato per diversi anni fuori città, era tornato a vivere a Gela. Siamo alla cronaca. Arrestato un rapinatore seriale di B&B del centro storico di Catania. Manometteva il tastierino per accedere alle strutture e poi rubava valigie e altri effetti personali dei turisti. Giusy Lazzari. Si era specializzato nella manomissione delle tastiere per l'accesso ai B&B del centro storico di Catania. Lo vedete che addirittura stacca il dispositivo e poi entra per rubare valigie e quanto i turisti avevano lasciato dentro le camere. La polizia ha individuato da queste immagini il rapinatore seriale che nei mesi scorsi aveva messo a segno diversi colpi. L'uomo è stato arrestato anche per un altro furto, questa volta con un complice dentro un supermercato di Viale Regina Margherita. Avevano rubato pelati, carne e perfino dolci. Notati dal personale di vigilanza che aveva chiesto l'intervento della polizia, i ladri, invece di fermarsi e restituire i prodotti, hanno investito il vigilantes con un carrello e poi sono fuggiti. Il complice è riuscito a scappare mentre il rapinatore è stato bloccato e trasferito in carcere. A posti per pochi giorni e subito rimossi nuovi cartelli turistici di Pantalica realizzati con testi e foto errati. In particolare, invece della necropoli siracusana era stata utilizzata la foto di un sito turco. Botta e risposta e rimpallo di responsabilità tra i sindaci di Sortino e Siracusa. Sono passati 3 mesi dalla tragedia di via Marturano a Palermo in cui persero la vita 2 operai. Oggi parlano i familiari delle vittime sul lavoro per chiedere interventi concreti. Non basta più indignarsi. Marco Gullà. A pochi giorni dall'ennesimo grave incidente sul lavoro avvenuto a Belmonte Mezzagno, nel palermitano, torna alta l'attenzione sul tema della sicurezza. A 3 mesi dalla tragedia in cui persero la vita 2 operai, i sindacati si sono riuniti oggi in via Marturano per chiedere interventi concreti. Non basta più indignarsi, non basta più stupirsi. Il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sembra stia diventando la normalità nei luoghi di lavoro, denunciano i rappresentanti sindacali insieme ai familiari delle vittime. Vogliamo con forza
possa avviare un percorso che veda un rafforzamento dei controlli nella nostra città e nei nostri cantieri, perché lo abbiamo già visto in queste settimane come nelle alte temperature, nonostante sia stata emanata una ordinanza specifica, si continua a lavorare senza rispettare queste norme. In via Marturano oggi presente anche la sorella di Daniluk Miai, l'operaio rumeno morto assieme al collega Nayai Jaledin, e la moglie poi di Giovanni Gnoffo, altro lavoratore che ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere. Dobbiamo sapere chi è colpevole, perché è successo. Certo, aspettiamo tutte le risposte possibili. Quello che è successo si poteva evitare, è assodato, non c'è bisogno che me lo dicano loro. Però io voglio sapere, mio marito si poteva salvare, mio marito ha sofferto, mio marito ha capito quello che stava succedendo. Cioè noi non sappiamo nulla, noi sappiamo solo quello che abbiamo manco visto, quello che ci hanno detto. Quindi è possibile che a ottobre sono 3 anni e noi non sappiamo, cioè io ho 3 figli che ancora attendono delle risposte, i miei suoceri sono adulti, sono persone di una certa età, se ne devono andare senza avere queste risposte, non è giusto. Hanno tentato di introdurre dall'esterno nel carcere Pietro Cerulli di Trapani alcuni involucri contenenti telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, ma il piano è stato sventato dagli agenti della polizia penitenziaria. 2 uomini sono stati denunciati a piede libero e avevano tentato di nascondersi inutilmente in alcune abitazioni nei dintorni delle carceri. E siamo in piena estate, per i meteorologi si prevedono temperature in salita, oltre 40 gradi già nelle prossime ore, soprattutto nelle zone interne della Sicilia. Sentiamo Francesco Aloi. L'anticiclone non dà tregua alla Sicilia, dove la colonnina di mercurio è destinata a registrare temperature sempre più alte. A partire da metà della prossima settimana sono attese temperature fino a 42-43 gradi e tutto questo a causa di un'alta pressione di matrice africana che tenderà progressivamente a consolidarsi. I medici consigliano di evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, ma anche usare dell'abbigliamento di colore chiaro se si è costretto a uscire coprendosi il capo, non usare condizionatori a manetta come si dice, ma bisogna seguire una banale regola: temperatura esterna diviso 2 più 10 gradi, quindi se abbiamo 30 gradi fuori diviso 2 15 più 10 25. Quindi condizionatori sì, ma con moderazione. E poi, se potete, andate al mare. Gida Laimo, già assessore al bilancio e alle partecipate, è la nuova vice sindaco di Palermo, prendendo il posto di Giampiero Cannella, oggi sottosegretario alla cultura. A lei i migliori auguri di buon lavoro dal sindaco Lagalla. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare di campioni mondiali di robotica e anche delle serate dedicate al grande Carlo Verdone. Un team di ricercatori tedeschi è sbarcato sull'isola di Vulcano, nelle Eolie, con un nuovo sistema di misurazione dei gas che sono indicatori di un'eruzione imminente attraverso i droni. Mentre il drone vola lungo un percorso per 10-15 minuti, il sistema riesce ad effettuare fino a 3.000 misurazioni. Un algoritmo converte poi i dati in una mappa che mostra le concentrazioni del gas. 4 studenti del liceo Boggio-Lera di Catania conquistano il titolo mondiale di robotica in Corea del Sud con una storia ispirata all'universo Marvel. Sentiamo Eva Spampinato. Good morning everyone. We are Team Revenant from Italy. Loro sono Emma, Andrea, Simone e Giovanni. Insieme formano i Revenant e da qui, dalle aule del liceo scientifico Boggio-Lera di Catania, hanno conquistato il tetto del mondo. Per ottenere il titolo mondiale di robotica sono volati sino in Corea del Sud, dove si sono confrontati con 3.000 studenti provenienti da tutto il mondo, vincendo la RoboCup Junior nella categoria On Stage Advanced. Per quanto io ci potessi sperare, non me l'aspettavo nemmeno io. Quindi, perché lei eravate nella patria dell'intelligenza artificiale. Qui in Asia è pieno di paesi super ricchi di intelligenza artificiale, robotica già domotizzata nelle abitazioni, anche nella vita quotidiana delle persone. Sul palco hanno portato
racconta una storia ispirata all'universo Marvel. I giovani attori studenti e i robot, progettati e programmati interamente da loro, hanno dialogato e recitato insieme in inglese. C'erano vari robot con cui noi dovevamo interagire senza toccarli, quindi avevamo un riconoscimento gestuale per esempio prendere le gemme dal guanto di Thanos per rimetterle, e poi la parte più importante era il nostro sistema di intelligenza artificiale completamente offline, che ci permetteva di comunicare con tutti i robot attraverso dei comandi vocali. Un successo che premia talento, creatività e una scuola che investe nella formazione tecnologica. Noi abbiamo iniziato a lavorare al progetto di quest'anno a settembre con un impegno veramente su base quotidiana. Noi trascorriamo tutti i nostri pomeriggi qui nel laboratorio a scuola. Noi siamo invece un liceo scientifico, non abbiamo un laboratorio di elettronica, non abbiamo tecnici che possono aiutarci in questo senso, quindi noi dobbiamo giocare tutto sulla nostra inventiva. Madre e figlia diplomate nello stesso giorno. Succede a Gela, dove la cinquantenne Lorella Sanfilippo e la figlia diciottenne Giordana hanno concluso il percorso di studi in contemporanea ed entrambe con il massimo dei voti, 100. La mamma, che un diploma già lo aveva, si è rimessa sui banchi per un percorso di studi alberghiero, indirizzo enogastronomia, frequentando i corsi serali. La figlia invece si è diplomata al liceo scientifico Elio Vittorini di Gela. 4 serate con Carlo Verdone ad Acireale. L'attore e regista romano dice: la vostra è una terra meravigliosa e di grandi artisti. Tonino De Mano. Quattro serate con Carlo, iconico ed ironico Verdone ha conquistato Acireale, che ha fortemente voluto una rassegna con uno dei volti più autorevoli del cinema italiano. Bagno di folla a Villa Belvedere per la proiezione del film Gallo Cedrone, fortunata pellicola del 1998, poco prima immancabile sguardo verso lo Ionio e simpatico siparietto con la Stampa. La sua permanenza in Sicilia quanti farmaci ha portato, visto che è riconosciuto la sua fama di ipocondriaco? No, ma non sono ipocondriaco. Ecco, vedi, questa è una cosa, bisogna levarsela di torno. Io sono il medico dei miei amici, sono quello che dice poi però vai dal medico, io gli faccio una diagnosi, però la mia ipotesi, perché non sono laureato in medicina, anche se ho la laurea honoris causa. È sempre forte il legame tra Verdone e la Sicilia. La Sicilia dell'est, dell'ovest, del nord e del sud è meravigliosa. Io ho avuto la fortuna di vederla quasi tutta, e devo dire che è una bella terra, soprattutto è una terra che ha fatto crescere grandi autori, grandi pittori, grandi scrittori. Gallo Cedrone, Io, Loro e Lara, Grande, Grosso e Verdone, Al lupo, i film in rassegna. Un saluto suo in siciliano? Non lo so fare. Baciamo la mani. E ci fermiamo con queste parole di Carlo Verdone e torniamo tra poco per andare a conoscere il neotecnico del Catania, Emilio Longo. Siamo al calcio, andiamo dunque a conoscere il neotecnico del Catania, Emilio Longo, che oggi si è presentato con una conferenza stampa. Sergio Colosi. È la sua grande occasione, senza giri di parole. Dopo gavette e sacrifici, ecco il grande club che può trasformare un tecnico stimato e preparato in vincente. È la storia dell'allenatore del Catania, Emilio Longo, presentato alla Stampa. L'idea è quella di avere una squadra che provi a dominare gli avversari. Qualora ne fosse nella possibilità di farlo, questo deve essere il nostro claim, deve essere la nostra identità. Ci sono tanti calciatori importanti, dobbiamo capire soltanto come mettere la loro professionalità e il loro valore a disposizione di un progetto tecnico diverso. Sul mercato acquisti e conferme Longo non esclude nulla. Dobbiamo essere leali. Per i prossimi 10 giorni, 15 giorni faremo una valutazione specifica sui calciatori. È normale che c'è la volontà di poter prendere quanto più è possibile, questo darebbe una mano anche alla proprietà e al direttore. Il presidente Pelligra in una nota gli ha augurato buon lavoro. Da lunedì 13 la prima fase del ritiro al Massimino. La preparazione proseguirà a Norcia e poi a Mister Bianco, in attesa di Torre del Grifo. Il primo rinforzo è il centrocampista romeno 22enne Luca Miai, cresciuto in Italia, giocato con Trento, Albino Leffe e in patria con il Cluj e altri club della massima serie. Serie B, il Palermo da oggi in ritiro in Alto Adige e domani i primi allenamenti. Marco Gullà.
Raduno in Val Gardena e da domani primi allenamenti in ritiro. Il Palermo scalda i muscoli in vista della prossima stagione. I primi giorni in Alto Adige saranno dedicati a test atletici e lavoro tattico prima delle 5 amichevoli estive che serviranno a verificare la crescita della squadra. Sono 28 i calciatori convocati dal tecnico Pippo Inzaghi, tra cui 7 giovani della primavera. Tra gli assenti figurano diversi giocatori destinati a lasciare il club perché fuori dal progetto tecnico. Da Blen a Corona, poi Di Bartolo e Brunori. Il Palermo, dopo il ritiro in Trentino, volerà in Australia per la tournée di agosto e le amichevoli di lusso contro Melbourne City e Juventus. Con l'inizio del ritiro estivo in Trentino Alto Adige, il Palermo continua comunque a lavorare per completare la rosa da mettere a disposizione di Inzaghi. Tra le priorità della dirigenza c'è il rafforzamento delle corsie offensive, fondamentali per il 4-2-3-1 che il tecnico sembra intenzionato ad adottare nella prossima stagione. In quest'ottica cresce l'ottimismo per Emanuele Rao, esterno classe 2006 di proprietà del Napoli. I contatti tra i due club hanno prodotto segnali positivi e i rosanero appaiono in vantaggio rispetto ad Arezzo e Benevento nella corsa al giovane talento. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.